Così. Un cordiale buonasera a tutti, mi presento per chi non dovesse conoscermi, sono Don Alessio Magoga, direttore delle azioni il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, che è anche casa editrice. Questa sera ho il piacere e l'onore di condurre questa serata di presentazione di un volume al quale personalmente tengo molto, e si tratta di un volume, come vedremo ora, dal titolo Il Beato Cosma Spessotto a Roverbasso, che mi vede anche come coautore. Già il titolo mi pare sufficientemente capace di dire l'obiettivo del libro, appunto puntare l'attenzione sul rapporto di padre Cosma, beatificato 2 anni fa a San Salvador, proprio come oggi, il 22 gennaio, quindi il rapporto tra padre Cosma e la comunità di Roverbasso di Codogné. Ecco, ci tengo a ricordare che in Salvador in questi giorni si stanno tenendo dei pellegrinaggi e dei momenti di preghiera proprio in memoria di padre Cosma. E siamo in diretta anche grazie allo streaming della Tenda TV, magari ci vedono anche dal Salvador. Ecco, non so se avete in questi giorni fatto attenzione, ma nelle pagine Facebook della parrocchia di San Juan Nonualco e del comitato Padre Cosma Spessotto stanno appunto mandando in onda questi momenti di preghiera e questi pellegrinaggi così molto nutriti di fedeli che partecipano a queste celebrazioni nell'anniversario della sua beatificazione. Segnalo da subito con dispiacere Pio Dalcin, coautore del volume, questa sera non è presente per un attacco influenzale, ci segue però probabilmente anche lui tramite la Tenda TV e lo salutiamo con affetto. Ecco, senza altri preamboli passerei la parola al sindaco di Codogné, Lisa Tommasella, non solo per gli onori di casa, ma anche perché il volume, che tra poco presentiamo, è stato voluto proprio dall'amministrazione comunale, che ringraziamo. Lisa, a te la parola. Grazie a tutti e benvenuti così numerosi questa sera, segno che Padre Cosma ha seminato bene e stiamo raccogliendo i frutti della sua vita e delle sue opere di bene. Come nasce questa azione, questa pubblicazione, che è l'inizio di alcune celebrazioni che noi abbiamo pensato di organizzare nell'anno 2024 proprio per non dimenticare mai quello che è stato Padre Cosma per la comunità di Roverbasso, ma per le comunità tutte di Codogné, ma anche per l'intero territorio.
Ecco che questa sera vi presentiamo questo libro, che è un libro inedito, dove raccontiamo la sua vita, focalizzandoci sui rapporti con la comunità di Roverbasso, dove la sua famiglia si è poi trasferita, ma io non vi anticipo troppo perché relatori più bravi di me vi racconteranno la vita e le cose belle che padre Cosma ha fatto e ha lasciato, però volevamo concentrarci su Roverbasso e non solo. Volevamo che questo libro raccogliesse la memoria popolare, o meglio, la memoria orale delle persone più importanti che hanno avuto la fortuna, l'onore di conoscerlo. E quindi sono state intervistate numerose persone tra i suoi familiari, che sono qui anche questa sera, che ringrazio di cuore per aver accolto questo progetto e per aver dedicato tanto tempo e soprattutto per aver condiviso con noi i vostri ricordi. Io do veramente un abbraccio forte a tutta la famiglia qui presente questa sera, grazie di cuore. Questo libro credo abbia il dono e anche il merito di portare avanti la memoria di padre Cosma per far sì che non venga dimenticato. Viviamo in un contesto dove forse gli esempi a cui i giovani guardano non sono proprio gli esempi come è la dicitura del dizionario. Sono forse delle illusioni, dei falsi miti che provocano tanti disagi, tante sofferenze nel mondo giovanile. Chissà che continuando a scrivere e a tenere viva la memoria di padre Cosma si dia anche diffusione a quelli che sono gli esempi di valore, gli esempi del cuore, quelli che nutrono l'animo e fanno crescere bene. Che una vita così giovane, spezzata in un modo così tragico, possa diventare un esempio eterno per sempre, per tutti. Ecco che questo libro entrerà anche a far parte di un progetto più grande che è il nostro archivio della memoria popolare. Qualche anno fa, qui c'è Roberto Bet con noi, che oggi è consigliere regionale, ma all'epoca era sindaco, abbiamo deciso di istituire l'archivio della memoria popolare che ha sede proprio nella nostra biblioteca qui sotto. Che cos'è? È uno spazio dove raccogliamo tutte le documentazioni, tutte le pubblicazioni, qualsiasi testimonianza sia possibile rintracciare che racconti e salvaguardi la memoria della comunità di Codogné. E una delle cose belle che abbiamo fatto in questi anni è stato anche quello di promuovere proprio la raccolta della memoria popolare. Abbiamo, sensibilizzato tante persone di Codogné a scrivere che cosa è stato Codogné o di avvenimenti importanti per Codogné. Mi viene da pensare ad esempio alla rappresaglia del Termen, che successe un 19 luglio del 1943, dove alcune nostre famiglie furono messe a ferro e fuoco. Siamo all'interno dell'ultimo strascico della Seconda Guerra Mondiale. Queste testimonianze sono state scritte in un libro che è entrato a far parte dell'archivio della memoria popolare. Penso anche a tante altre vicende che abbiamo salvato dall'oblio grazie a persone di buon cuore della nostra comunità che hanno deciso di scrivere. Una tra le più recenti, ad esempio, Piero Dadalt, che ha scritto la storia archeologica di Codogné, grazie a una vita spesa nel rintracciare nei nostri campi un sacco di testimonianze di epoca romana o paleoveneta. Ecco che abbiamo voluto fare così anche con padre Cosma, salvare la sua memoria e far sì che nero su bianco fosse conservata per sempre in questo volume. Un bellissimo volume con anche documenti inediti che sia Vittorino Spessotto ma anche Don Alessio hanno selezionato, ricercato con dovizia. Quindi grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato per far sì che questa memoria non sia mai più dimenticata. Questo libro poi desideriamo che venga anche distribuito nelle biblioteche del territorio affinché continui la diffusione di questo bel esempio che è stato padre Cosma. Questo è il primo passo.
Secondo passo, poi qui magari Don Lucio ci aiuterà anche lui, vogliamo far sì che ci sia più segni, giusto? Più segni visibili all'interno della comunità di Roverbasso. Io ve ne dico uno, dopo Don Lucio spiegherà meglio perché anche dalla sua parte stiamo facendo grandi cose. Sempre grazie alla collaborazione con i familiari di Padre Cosma stiamo realizzando un busto in bronzo che verrà sistemato nella chiesa di Roverbasso. Adesso siamo nelle fasi di realizzazione proprio estetica del viso, ma abbiamo raccolto i finanziamenti. Qui presenti in sala ci sono alcuni degli sponsor che ci hanno donato il contributo per poter arrivare a sostenere quest'opera che nei prossimi mesi vedrà la luce. Quindi grazie di cuore anche a tutti coloro che senza battere ciglio, quando abbiamo chiesto, hanno risposto, e quindi non solo la provvidenza, ma vuol dire che veramente Padre Cosma è stato prezioso e ha seminato bene nel nostro territorio. Il suo ricordo è ancora vivo. Questo è un po' la sintesi di come è nato questo progetto, del perché siamo qui questa sera e di cosa succederà nel futuro, nei prossimi mesi. Io non voglio dilungarmi oltre perché è bene che questa sera sia proprio dedicata a Padre Cosma e a tutti voi che siete qui. Mi preme solo avvisare che il ricavato di questo libro, visto che le spese sono tutte state coperte, il ricavato di questo libro, che verrà poi venduto anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nella nostra parrocchia, come anche in biblioteca e in altri posti che poi magari pian pianino, verso fine della serata, vi elencheremo. Abbiamo accolto la richiesta dei familiari, il ricavato sarà donato alle missioni che tanto erano a cuore a Padre Cosma, proprio per continuare in questo atto di beneficenza, ma anche di cuore aperto verso persone, familiari, famiglie in angoli del mondo meno fortunati di noi. Grazie di cuore a tutti per essere qui e buona continuazione. Passiamo ora la parola a Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, che è il vescovo della nostra diocesi, ma ha seguito in prima persona le varie tappe della beatificazione di Padre Cosma e anche partecipato alla solenne celebrazione di 2 anni fa. Lo invito a uscire per un saluto a tutti noi presenti. Facciamo un applauso anche al nostro vescovo. Grazie. Intanto ringrazio di questo momento e dell'invito che ho avuto, ringrazio il sindaco e tutti coloro che hanno voluto e attuato questa iniziativa. Secondo, resto colpito da questo bel numero di persone, molto, molto positivo mi pare. 2 anni fa, proprio in questi giorni qua, vero Padre Mario? Eravamo, Don Ugo, vedo lì, i nipoti di Padre Cosma, eravamo in Salvador. È stato un momento bellissimo, proprio emozionante, lo ricordo sempre con tanta nostalgia. Tra l'altro il paese del Salvador è bellissimo, Noi è fortunato, i paesi del centro hanno qualche vulcano, ma per il resto il clima è veramente bello, veramente bello. Peccato che abbiamo avuto anche noi in Italia dei momenti tristi. Adesso stanno vivendo momenti anche più tranquilli e probabilmente anche grazie al sacrificio e al dono di sé che persone come Padre Cosma hanno fatto. Io credo che il sangue dei martiri è sempre frutto non solo di nuovi cristiani, ma anche di relazioni buone, purificate e guarite anche da questi sacrifici. Ricordiamo che 3 mesi prima di Padre Cosma è stato ammazzato in chiesa il vescovo Oscar Romero, quindi, e poi alcuni anni prima 6 gesuiti ammazzati proprio in maniera tremenda. Quindi c'è stato un periodo
veramente tragico della vita del Salvador, di cui padre Cosma è un testimone splendente. Il fatto, una delle cose che maggiormente mi ha colpito è l'affetto che la gente aveva per padre Cosma, specialmente quando abbiamo portato le reliquie a San Juan Nonualco. Ricordate, una cosa impressionante, proprio restare, proprio venire i brividi a pensarlo. Ecco, grazie di questa iniziativa che credo che meriti davvero un grosso applauso e di cui ringrazio ancora una volta. Chiedo ora di intervenire al moderatore dell'unità pastorale di Codogné, Don Lucio Marian, che conosce bene padre Cosma, ora come parroco di Roverbasso, ma prima come parroco di Mansuet. Buonasera a tutti. Io non posso che esprimere gioia e riconoscenza per questa realizzazione, perché appunto, come mi ha già detto Don Alessio, ho avuto il dono per 10 anni come parroco di Mansuet di seguire così anche il cammino verso la beatificazione. Ricordo che pregavamo sempre per questo scopo. Poi sono venuto qui e adesso è arrivato questo momento di mettere in luce anche uno spaccato della vita di padre Cosma che forse rischiava di rimanere un po' in oblio. Quindi questo libro aiuta a ricordare il rapporto che padre Cosma ha avuto anche con questa comunità, in particolare Roverbasso, dove più volte è venuto per incontrare la sua famiglia, ma tessendo relazioni con le persone, celebrando l'Eucarestia e portando appunto la sua testimonianza che non va dimenticata. Insieme al libro, il sindaco ha già accennato del progetto ormai che arriva alla realizzazione di questo busto che verrà collocato all'esterno della chiesa di Roverbasso. Poi ci saranno anche altri 2 segni che vogliamo mettere. C'è un'icona che sarà pronta a breve e poi anche una reliquia con il sangue di padre Cosma che conserveremo nella chiesa proprio per non solo ricordarlo ma anche venerarlo e invocarlo. Ecco, quindi tutto questo credo sia un insieme di realtà che ci aiutano a tenere davvero viva, ecco, la memoria di questo martire. Quindi grazie a tutti per questa realizzazione, questa serata. Grazie. Abbiamo parlato di Mansuet, credo sia giusto anche dare un saluto a Don Livio Dallanese che è qui con noi, attuale parroco di Mansuet, e Don Ugo Cettolin è qua dietro, davanti anche lui, insomma un caro saluto, benvenuti, ben arrivati. Lasciamo ora la parola a padre Mario Favretto, eccolo qui, davanti a noi, rettore del santuario di Motta di Livenza, dove padre Cosma ha trascorso alcuni anni della sua formazione, dove sostava in preghiera nei suoi rientri dal Salvador. Anche padre Mario è stato alla beatificazione 2 anni fa. Sì, a Motta di Livenza l'ho conosciuto indirettamente padre Cosma, anche se da novizio, mentre stavo al santuario, l'ho incrociato o sfiorato durante le sue visite. Come dicevo nell'introduzione al libro, ho conosciuto padre Cosma andando varie volte, nella sua parrocchia a San Juan Nonualco. Dapprima come definitore, poi come ministro provinciale, ho avuto modo di passare diverso tempo lì. E ho segnalato che ho conosciuto padre Cosma come un missionario, un frate, un semplice francescano che proprio si è calato ed è entrato a far parte del tessuto vitale, sociale della sua gente. Veramente una missione incomparabile la sua. E poi abbiamo visto, come citava il Vescovo alla beatificazione, quale grande e permanente affetto lega tuttora quella popolazione a questa figura, a questo frate. Roverbasso io l'ho conosciuto riguardo a padre Cosma per sentito dire,
per alcuni aneddoti, le descrizioni della vita in famiglia, quando tornava. E di cosa si parla? Cosa ci viene tramandato? Le cose familiari, semplici, abituali di quei tempi e di sempre, che veramente confermano questa figura di Padre Cosma che si cala nella vita di tutti i giorni, della gente comune, della gente semplice, in maniera veramente sorprendente e ammirevole. Appunto i suoi ritorni, la sua condivisione della vita in famiglia, la condivisione della camera, delle stanze, e anche quel particolare che, non so se il libro ne parlerà, ancora non sono a conoscenza, di Padre Cosma inginocchiato davanti alla porta della chiesa perché una mattina rimase chiusa, il sacrestano si è dimenticato di aprirla, e allora lì Padre Cosma, fedele al suo orario di preghiera, doveva celebrare la messa, inginocchiato al di fuori della chiesa davanti alla porta a pregare. Questa è la conferma della sua semplicità, del suo adattarsi alle situazioni comuni e semplici e della sua profonda devozione all'Eucaristia, pregata, adorata anche al di fuori della Chiesa, perché per lui l'Eucaristia, il corpo di Cristo, che adorava e serviva, era veramente la gente a cui si era votato, la gente semplice, la gente per cui si è fatto missionario e per la quale ha dato la sua vita. Grazie. Invito ora il direttore scientifico e vicepresidente dell'Istituto Beato Toniolo, Le Vie dei Santi, a prendere la parola. L'Istituto ha come finalità far conoscere, valorizzare il Toniolo, certamente, e insieme a lui anche i santi e i beati del nostro territorio, tra questi appunto il Beato Cosma. Grazie Don Alessio. Un caro saluto a tutti e a ciascuno. Io porto il saluto dell'Istituto Beato Toniolo, della Presidente, della neopresidente Annalina Sartori. Consentitemi, c'è qui anche il past president Diego Grando, lo saluto con particolare riconoscenza. Saluto Sua Eccellenza. Telegrafico, perché dopo quello che è stato detto io posso solo fare i titoli. Il primo, io dico grazie per un motivo molto semplice, perché nel tempo, come è stato detto, del digitale, di una memoria molto evanescente, avete deciso di precipitare nero su bianco in un libro il senso di una storia e il senso di una memoria feconda. Mi rivolgo in particolare ai familiari, custodi oggi in particolare, di questa straordinaria figura che è quella di Padre Cosma Spessotto. Lo dico perché capisco che dentro questo progetto, no, di questo volume, c'è un sentimento, c'è una riflessione, c'è una visione. Attorno al senso di una storia, di un'identità, di un popolo, e la vostra testimonianza e la vostra presenza oggi è per dire che questa santità non solo nel Salvador, ma qui continua ad essere un motivo di provocazione, motivo di attrazione, un motivo di profonda sensibilizzazione. Quindi questo è il tema di fondo, cioè dire nero su bianco oggi facciamo in modo che la memoria non si disperda, ma la memoria viva, e anche un libro aiuta a entrare dentro le dinamiche di un racconto, di un colloquio che a questo punto diventa ininterrotto, perché è come dire il presente del passato, il tempo, la vita che sfida e vince il tempo. E su questo c'è una riconsegna, un riconoscere Don Padre Cosma Spessotto e un riconsegnarlo a chi affettivamente c'è stato, ma in senso più largo a tutta la comunità, sia ecclesiale che civile. Il secondo aspetto, credo che la figura in sé, noi patrociniamo molto volentieri questa iniziativa, la facciamo proprio perché coerentemente in questi anni con la nostra mission, che Monsignor Vescovo, che saluto, ci ha affidato sin dal tempo della fondazione del nostro istituto, è proprio quella, nella sua anche denominazione Le Vie dei Santi, di recuperare fino in fondo il senso di questa mappa in cui i volti, le storie, i luoghi di coloro che hanno vissuto nella maniera più alta il senso della loro vocazione cristiana è dentro il tessuto profondo di questa nostra comunità diocesana, la diocesi di San Tiziano. Perché? Perché evidentemente questa oggi, anche il passaggio a Rover Basso di Padre Cosma, diventa una tappa di un percorso più largo, di un percorso più grande, in cui queste figure oggi stanno lì a significare che c'è un vissuto, una fede, una carità operosa, c'è un rimando anche di una storia popolare veneta e trevigiana che è riuscita a farsi interprete e ad evangelizzare in luoghi lontani.
cioè a portare la fede e a portare uno stile, una convinzione, un modo di essere, una umiltà di fondo, una straordinaria bellezza dal punto di vista proprio della capacità di dire Dio e di affidare a Lui il senso di una missione, di una salvezza. Terzo aspetto, e chiudo, è proprio il tema della provocazione alla santità. In Odium Fidei, padre Cosma Spessotto oggi è beato. E noi, come abbiamo voluto anche nel premio Toniolo, insomma, mettere in evidenza, siamo coloro che attraverso, come dice il Toniolo, siamo quelli che guarderebbero a questa società di santi, no? Che porta a salvamento la comunità. E allora in questo padre Cosma, lui dall'alto della sua del suo straordinario esempio, ci invita a uscire, come si dice, dalla comfort zone, cioè da quella zona di conforto di un cristianesimo così abbastanza abitudinario, perché c'è in fondo, lui ce lo ricorda, la scommessa alta della santità. Lui ci è riuscito, a noi è affidato il compito oggi di far sì che quell'esperienza, quell'ispirazione, quel modo di essere, quella fede profonda, questo mettersi in gioco dentro una prospettiva alta, grande, sia per noi anche oggi il senso della nostra vita. Complimenti, grazie e auguri di cuore. Grazie a Marco Zabotti ed ora passiamo la parola a padre Bratti. Dopo questi discorsi introduttivi che ci hanno aiutato a entrare nel vivo del discorso, lascio la parola a padre Bratti, vice postulatore della causa di beatificazione di padre Cosma. Fin da subito esprimerei un grandissimo ringraziamento a padre Bratti per tutto il lavoro che ha fatto, raccogliendo il materiale che poi è confluito nell'Appositio, quel volume fondamentale nel processo di beatificazione. Sicuramente è la persona più informata e più preparata per parlare di padre Cosma. E poi voglio esprimere un grande ringraziamento perché ha fornito un prezioso contributo nella realizzazione del nostro libro, sia con i suoi consigli, il suo accompagnamento, ma anche fornendoci materiale prezioso, alcune testimonianze che potrete leggere nel volume. Quindi grazie davvero, padre Claudio Bratti, a lei la parola. Forse il mio discorso è un pochino fuori del coro. Nel 2010 io mi trovavo a Fanna assieme a Fra Diego, che prima di farsi frate era stato militare inviato nella spedizione a Somalia. Un po' col contatto con i musulmani, piano piano ha fatto un cammino e ha deciso di abbandonare la carriera militare e di farsi frate. Mentre ci trovavamo lì durante l'estate, ho avuto la visita di un suo compagno, l'Armi, e parlavamo di quello che succede un po' nella Chiesa, che ci dà anche tanto disturbo. I problemi dei pedofili, chiamateli come che volete, insomma. Ecco, e allora lui ha detto una piccola cosa che mi ha direi molto colpito. Era appena passato Mani Pulite, non so se vi ricordate, di Antonio Di Pietro. E diceva, se ci fosse un Antonio Di Pietro che si preoccupasse dell'esercito, ne vendrebbe fuori un putiferio più grande di quello che sta succedendo adesso con la Chiesa negli Stati Uniti. Infatti è il grosso problema degli eroi. La sindaca diceva all'inizio, quelle persone che devono essere come i modelli. Purtroppo seguiamo molto i modelli che ci sono alla televisione, modelli direi poveri. Infatti, il mondo civile ci presenta certi eroi che hanno fatto un momento eroico, mentre la Chiesa ci presenta gli eroi che coinvolge tutta la vita. Questa è la grande differenza. Ecco, padre Cosma è un eroe nel senso che ha sacrificato tutta la sua vita e questo è molto importante. Un dato curioso, mentre io raccoglievo tutte le testimonianze, mi ricordo bene una maestra, di quelle che noi chiamiamo le maestrine delle elementari, ecco, mi ha detto una espressione un po' particolare. Il padre Cosma ha abbandonato la sua famiglia in Italia e ha fatto sua la famiglia qui di San Juan Nonualco,
che infatti è il principio della castità. Noi sacerdoti e religiosi rinunciamo a una famiglia materiale e abbiamo la Chiesa, e la Chiesa concreta, quella parrocchia. Infatti, raccogliendo tutta la documentazione di tutte le testimonianze dei parrocchiani, che sono stati circa 300 quella volta nel 1996, mi sono accorto che padre Cosma era, lo avevo conosciuto per carità quando ero là in missione, ecco, un curato d'ars alla salvadoregna. Vuole dire uno che si sacrifica per la comunità. E ho trovato questa espressione da quasi tutti: a qualsiasi ora che noi lo chiamassimo, lui veniva. Piova, sole, caldo, quello che fosse, lui veniva. E lì le parrocchie non sono come qua, sono parrocchie paesi ancora, adesso è un po' cambiato, ma a quei tempi erano 3 comuni messi insieme, e quindi aveva più di 30.000 abitanti e un'estensione molto larga. Lui non si è mai negato, andava da una parte e dall'altra, e era sempre disposto, che questa era una cosa molto importante. La sindaca parlava all'inizio della memoria storica, e questo è importante perché in Italia si perde spesso e con facilità la memoria storica. E la memoria storica è fatta da quei nostri figli del passato, oppure se volete i nostri padri del passato, che bisogna saper raccoglierli e valorizzarli, custodirli e trasmetterli. È tutto un processo. Ultima cosa che vi dico è questa semplicemente. Diciamo del padre Cosma che fu martire dell'Eucaristia. Infatti, a quei tempi c'era l'occupazione per motivi politici della Chiesa, per trasformare la Chiesa in una tribuna politica. Potrei dire questo, che di estrema sinistra cercavano di trovare un posto e obbligare la gente che li ascoltassi. Ecco il punto. Padre Cosma sentiva questo come una profanazione, perché nella Chiesa si conserva l'Eucaristia e bisogna conservare il massimo di rispetto. Una cosa molto curiosa era questa, che quando entravano i bambini di corsa per il catechismo andavano a salutare la Madonna e poi partivano. E una volta ha detto, che le è scappata un po' in dialetto: prima si saluta il padron di casa, dopo la serva. Guarda la Madonna, comunque va bene. Però rimane martire dell'Eucaristia in quanto che lui ha difeso il popolo davanti alle atrocità dei militari. Presentarsi a un militare di quei luoghi, che sono, direi, padri eterni, guai chi gli dice qualcosa. E padre Cosma diverse volte al comandante che l'ha detto: guardi che lei dovrà renderne conto a Dio di quello che fa. Tutti quei massacri. Infatti è stato lui a ordinare la morte di padre Cosma. Allora noi consideriamo padre Cosma martire dell'Eucaristia, in quanto che la difesa quando era in chiesa è la difesa nel popolo di Dio, perché il popolo di Dio è il corpo di Cristo, quindi è l'Eucaristia. Ecco, questo è il mio intervento. Grazie. Grazie a padre Claudio Bratti che ha curato la prefazione al volume, oltre appunto a questo accompagnamento cordiale durante la stesura del testo e averci fornito del materiale prezioso che troverete dentro, alcune testimonianze particolarmente significative. Colgo l'occasione per salutare anche i frati minori del convento di Vittorio Veneto che sono qui con noi, anche loro, grazie di essere qui. Quindi Motta di Livenza, Vittorio Veneto sono presenti, padre Bratti è con noi. Vengo al mio intervento, allora adesso da moderatore divento autore del libro e cerco di dire qualcosa sulla struttura di questo volume che è nato appunto così dalla volontà dell'amministrazione comunale che ha coinvolto innanzitutto Pio Dalcin, mi spiace che non sia qui, il quale ha elaborato un primo testo alla luce soprattutto degli scritti di padre Bratti
ricostruendo la vicenda di padre Cosma Spessotto dalla nascita fino alla sua morte, assassinato il 14 giugno del 1980. Da lì è partito un primo abbozzo del volume e poi si è aggiunto l'intervento mio e di Vittorino, che abbiamo integrato con altro materiale e abbiamo così fornito altri contributi al testo originario, e così via via si è arricchito, ha preso maggiore consistenza. Dico subito che c'è stato poi anche un non facile lavoro di rilettura, revisione e cucitura, perché sapete quando più mani si pongono a scrivere poi si percepisce la differenza, stili diversi, modalità diverse, e quindi c'è stato l'intervento di una persona che voglio ricordare, alla quale va un sincero grazie, Francesca Tonon. Grazie, è qui in mezzo a noi, farei un applauso. Grazie di cuore. Dico alcune parole ancora sul libro. Come fatto, come è già stato detto, il focus del libro è mettere in luce la relazione di padre Cosma con Rover Basso, direi in continuità e complementarità con altre precedenti pubblicazioni su padre Cosma. A Rover Basso padre Cosma non solo ha potuto trascorrere dei tempi di riposo e di ristoro in un clima sereno grazie all'affetto dei suoi familiari, ma ha utilizzato questo punto di appoggio per intessere una fitta rete di relazioni, di amicizie, di incontri per l'attività missionaria che poi ha animato nel contesto appunto del territorio circostante, facendo conoscere le sue iniziative in El Salvador, raccogliendo fondi per le sue missioni, per la sua parrocchia, in particolare San Juan Nonualco, San Giovanni Battista Nonualco è la parrocchia nella quale ha speso praticamente tutta la sua vita come missionario. Qualche anno prima l'altra parrocchia San Pedro Nonualco, e in questi giorni prima parlavo di pellegrinaggi che sono tenuti da San Pedro a San Juan Nonualco, un po' di cammino, non so quanta distanza sia, saranno 10 chilometri? 10 chilometri. 25. Abbiamo un altro, dopo c'è un'altra persona che dobbiamo far parlare, sì. 25 chilometri a piedi, un bel po' di strada. Nei mesi appunto in cui padre Cosma si è fermato qui a Rover Basso, in questi rientri, ha appunto intessuto una fitta rete di relazioni con il territorio, con amici, con persone che potevano sostenere le sue iniziative. Quanti sono stati questi rientri in Italia? Parte nel 1950 per El Salvador, muore nel 1980, sono 30 anni di missione. In questi 30 anni di missione ritorna 4 volte e ritorna proprio a Rover Basso, dove nel frattempo la sua famiglia si era trasferita. Prima nelle pertinenze di Villa Rosa e poi in via Lodovico Ariosto. 4 soggiorni, per certi versi piuttosto prolungati, non sono durati semplicemente qualche giorno, ma settimane, a volte anche mesi. Il primo rientro del 58, il secondo del 69, il terzo del 73 e l'ultimo del 78, 2 anni prima della sua uccisione. Soggiorni, come dicevo, intensi, laboriosi, che hanno lasciato un segno nei ricordi della propria famiglia, ovviamente, ma anche nelle persone, nella comunità di Codogné e di Rover Basso in particolare. Non si poteva parlare di questi rientri in Italia, di questi soggiorni a Rover Basso, senza ricostruire però un po' tutta la vicenda di padre Cosma. Pertanto i primi 4 capitoli non ci parlano immediatamente di Rover Basso, in un certo senso sì, ma ci aiutano a ricostruire la vicenda umana e spirituale di padre Cosma. Il primo capitolo è dedicato agli inizi, la sua famiglia, l'inizio della sua vocazione. Il secondo capitolo al Salvador, questo paese nel quale egli vive la sua esperienza missionaria, che è un paese caratterizzato, come avete colto già dalle battute di chi mi ha preceduto, del vescovo ma anche degli altri intervenuti, un paese caratterizzato da una forte povertà che via via viene segnato da una guerra civile di fatto, no? Che contrappone
i proprietari, i terrieri da un lato, ai contadini, i braccianti dall'altro, quindi con anche delle dimensioni di carattere politico ovviamente che vengono messe in gioco e che coinvolgono anche la Chiesa. La Chiesa deve trovarsi in una situazione di difficile equilibrio perché non può sposare, non si sente di sposare né una posizione né l'altra. Questo è un po' il contesto difficile in cui padre Cosma viene a trovarsi, che viene delineato succintamente nel capitolo 2, dove si fa cenno anche della cosiddetta teologia della liberazione. Faccio un cenno alla teologia della liberazione perché Codognier ha, come potremmo dire, una figura importante in padre Cosma, che è vissuto dentro quell'ambito, però anche Don Aldo Lucchetta è un'altra figura particolarmente significativa, ci parla di un altro contesto, quello del Brasile, ma anche quello caratterizzato da tensioni politiche che hanno riverberato poi anche in quello che era il contesto ecclesiale. Terzo capitolo è dedicato a padre Cosma in missione, ci aiuta a ripercorrere la sua azione pastorale, la sua attenzione certamente per le attività liturgico-pastorali, ma non solo. Edifica una chiesa, certamente, ma si preoccupa anche dell'istruzione, costruisce delle scuole dedicate tra l'altro a Giovanni XXIII, Pacem in Terris, no? C'è tutto un mondo, un'attenzione che viene suggerita anche semplicemente con questo tipo di dedicazione che viene fatta della scuola. Quindi un intervento che riguarda l'ambito liturgico, pastorale, ma anche sociale. Padre Cosma ha ben chiaro che la sua comunità ha bisogno anche di strumenti concreti, l'istruzione, la cultura, per poter cambiare il contesto sociale nel quale vive. Il quarto capitolo, 14 giugno 1980, la morte di padre Cosma viene ricostruita con particolare attenzione, mettendo in evidenza la drammaticità e anche come mai si decide di uccidere padre Cosma. Non avviene per caso, non avviene per sbaglio, ma è una volontà politica precisa che vuole mettere a tacere una voce scomoda che non ha voluto immischiarsi, potremmo dire, nella politica, ma a un certo punto, di fronte ai soprusi evidenti che venivano commessi nei confronti dei più poveri e dei più umili, ha detto quella parola che nasce dal Vangelo, l'attenzione nei confronti agli ultimi e la difesa degli ultimi. Alla fine muore per questo, non perché abbia bramato mettersi in mostra o mettersi nelle situazioni di rischio o di repentaglio. Ecco, i primi 4 capitoli dunque ci aiutano a ripercorrere la vita di padre Cosma, il contesto del Salvador, le motivazioni che hanno portato alla sua morte. I capitoli successivi, dal 5 in poi, sono effettivamente uno spazio che viene dato in modo importante proprio al suo legame con Roverbasso. Il capitolo 5 si intitola Roverbasso e l'ambiente familiare e i ricordi di chi lo chiamava fratello, zio, cognato, e qui troviamo racconti e interviste ai familiari di padre Cosma, il fratello Pietro, la cognata Leonida, gli interventi dei nipoti, la sorella Sor Pia Vittoria, che ha compiuto 100 anni il 17 gennaio, e i parenti sono stati a trovarla. Facciamo un applauso anche, magari non ci sente in questo momento. Ecco, un capitolo dedicato a questo, sì, proprio alla memoria, al racconto delle esperienze familiari che ci aiutano a comprendere da un punto di vista diverso, quello della famiglia, la figura di padre Cosma. Il capitolo 6, anche questo secondo me è preziosissimo, raccoglie le lettere di padre Cosma. È una scelta delle sue lettere, quelle più significative, inviate alle consacrate della famiglia, 2 sorelle, a una cugina in particolare, ma le consacrate della famiglia erano di più, 5, 2 sorelle e 3 cugine, giusto? Quindi alcune lettere sono inviate a loro, altre lettere sono inviate alla famiglia, appunto al papà, ai fratelli, alle sorelle e così. Ed ci dà un po' uno spaccato, direi molto limpido, no? del modo di vivere di padre Cosma, dal mio punto di vista innamorato della sua missione di San Juan Nonualco del Salvador,
ma capace di mantenere una relazione viva con la sua comunità e soprattutto con la sua famiglia. Molto bello, non è da tutti, non so, io non conosco perfettamente tutto il mondo dei missionari, però non è da tutti conservare questa relazione così viva con la propria famiglia. Il capitolo 7 ci dà testimonianza di un'omelia di padre Cosma che è stata registrata così, per certi versi provvidenzialmente, a Santa Maria di Feletto e conservata da una nipote di padre Cosma e l'abbiamo messa per iscritto ed è pubblicata in modo integrale. Anche questa ci aiuta a cogliere la situazione del Salvador, la sua attenzione, la sua cura, ciò che gli stava a cuore, davvero interessante circa la sua spiritualità anche e la sua passione, la sua vis missionaria. Capitolo 8 è dedicato ad altre testimonianze che sono state raccolte a breve distanza dalla morte di padre Cosma nei primi anni '80 e qui dobbiamo ringraziare davvero padre Bratti che ci ha fornito questi testi. Sono le testimonianze del fratello Giuseppe, del fratello Pietro e dei parroci di Roverbasso, don Marcello Denardo, don Antonio Fregonese, mio compaesano, tra l'altro originario di Lutrano, e don Paolo Bolzan. E poi la testimonianza di Vittorino. Un capitolo anche questo direi molto denso e molto importante. L'ultimo capitolo, il 9, ci porta a tempi più vicini. Il 22 gennaio 2022 la beatificazione raccoglie alcuni testi, interviste di quel momento particolare in cui abbiamo vissuto la gioia della beatificazione di padre Cosma, anche in diretta tramite la Tenda TV. Siamo riusciti a creare un collegamento con un canale del Salvador, abbiamo potuto trasmetterla appunto attraverso la Tenda TV. All'interno del volume c'è anche un inserto fotografico con foto della sua famiglia d'origine e foto relative alla sua attività pastorale in Salvador. Chiude il volume una nota biografica che richiama i principali scritti di padre Claudio Bratti, vi dicevo che ha scritto diversi testi sulla figura di padre Cosma, e testi che sono davvero preziosi perché ci hanno aiutato a redigere soprattutto la prima parte del nostro volume. Sempre in bibliografia, e concludo, è riportata anche l'unica pubblicazione di padre Cosma. Qui spendo una parola su questo aspetto. Si tratta di un piccolo volume, ma dal mio punto di vista di grande interesse, dedicato alla coltivazione della vite in Centro America. Di grande valore perché dice, inizialmente pensavo che fosse un po' un hobby di padre Cosma, questa attenzione al mondo della vite, un ricordo delle sue terre, invece in realtà si è speso in modo importante per la coltivazione della vite in Centro America, in modo scientifico e in una prospettiva pastorale e sociale, perché l'obiettivo che egli aveva era quello di far sì che la coltivazione della vite potesse offrire alla sua comunità un ulteriore strumento di carattere economico per migliorare la propria situazione. Quindi era una prospettiva molto come potremmo dire, importante da quello che era il suo punto di vista, e non un hobby o un passatempo, tutt'altro. Ecco, sarebbe interessante questa pubblicazione riuscire a valorizzarlo ulteriormente, magari anche con l'aiuto, non so, del Cerletti, che sicuramente io sono convinto egli abbia coinvolto, no, l'Istituto dell'Enologia per capire come poter coltivare la vite nel contesto del Centro America. Ecco, mi auguro che questo volume, come è già stato detto, possa contribuire a scoprire una figura complessa e provocatoria, prima lo diceva Marco Zabotti, come è stata quella di padre Cosma, e aiutarci a così avere con orgoglio conoscenza di una figura così. Ecco, grazie, lascio la parola a Vittorino. Buonasera, io qui sono in veste di rappresentante della famiglia e in quanto nipote di padre Cosma, prima di tutto ringrazio, tra tante autorità civili e religiose, prima di tutto ringrazio l'amministrazione comunale a nome di tutta la famiglia per questa iniziativa meritoria. Poi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e particolarmente a don Claudio Bratti e poi voi così numerosi per un argomento così di nicchia, come si usa dire.
e quindi ringrazio i presenti. Bene, come riportato nel libro e citato anche stasera, lui aveva sostanzialmente 4 famiglie. La prima, quella di Mansuet, dove è nato, e dove è rimasto fino a 12 anni. Era una famiglia numerosa, di una casa grande di contadini. Mio papà mi raccontava che nel momento di massima presenza erano in 80, praticamente un borgo in una casa, un paese, perché si sa, una volta in un'unica stanza dormivano tanti bambini, quindi tra nipoti, zii, erano anche bravi a ricordarsi i nomi con tutta quella gente. Poi quando si sono divisi nel 49 erano in 40 circa, e praticamente sono venuti a Roverbasso mio nonno e mia nonna, papà di padre Cosma, mio papà Giuseppe e Pietro, suo fratello, a Roverbasso. E quindi lui veniva, come è stato già detto, quando era da adulto, veniva a Roverbasso appunto come riferimento familiare. Quindi io ho vissuto insieme a lui, ovviamente, perché mio papà ospitava il suo papà, cioè viveva con i miei, e di conseguenza si conviveva insieme, quindi ho avuto modo di conoscerlo così nel quotidiano molto da vicino, insieme ai miei fratelli e ai miei cugini qui presenti stasera, quei figli di Pietro. E avevo la famiglia dell'El Salvador, e la famiglia francescana ovviamente dai 12 anni in poi, a cui lui ci teneva moltissimo, e secondo me aveva un carattere che era giusto per i francescani, aveva proprio un'indole che ben si confaceva a quell'ordine, ai principi di quell'ordine. Lui voleva diventare sacerdote, ma poi non c'erano i soldi per il seminario, e i frati di Motta gli hanno detto: ma noi non abbiamo problemi di questo tipo, non ti chiediamo soldi alla famiglia. E lui entusiasticamente ha aderito a questa. È diventato poi sacerdote nel 48 a Venezia, alla Salute, e ha avuto un periodo dello studio del teologico molto travagliato, perché gli anni della guerra, quindi si è spostato in vari conventi a seconda della sicurezza dei conventi. E lui nel libro vengono riportati anche testimonianze di quel periodo. Era già noto per il suo rigore, la sua estrema coerenza, anche i suoi insegnanti, ci sono testimonianze che lo consideravano già un gran bel esempio. E poi ho scoperto che i suoi colleghi, diciamo così, gli altri seminaristi lo chiamavano un po' cocciuto, e così finalmente ho capito altre cose dei nostri discorsi che abbiamo fatto. Poi la famiglia dell'El Salvador, quella che poi lui ha sposato definitivamente, come ha ricordato bene padre Bratti. Nell'ultima volta che è venuto qua nel 78 ci sono testimonianze, poi mi ricordo una volta mi ha preso in disparte, ho detto: adesso facciamo festa, però io resterò là, io voglio morire là. Proprio ce l'ha detto a me, a mio fratello che è anche qua, perché lui diceva: io sto con loro sono la mia famiglia, lo ha detto proprio chiaramente. Lui non pensava ad altro, lui quando era qua, come è stato già detto stasera, lui usava la famiglia come base, come momento di, però soprattutto era in perenne movimento con le motorelle regalate, prestate, eccetera, per andare a recuperare denaro per i suoi poveri. Lui aveva una dedizione totale, per sé non voleva nulla, assolutamente. E questo risulta anche poi dalle testimonianze della via. Lui è sempre stato disponibile, e con qualsiasi mezzo che aveva era per gli altri, aveva totale dedizione per gli altri. E che tipo era? Mi sento a volte chiedere così: che tipo era tuo zio? Che carattere aveva? Lo zio, diciamo che molti hanno descritto la sua bontà, anche stasera è venuto fuori, no? Lui era naturalmente buono, direi, no?
E direi che ho ricordi, oltre che di una grande fede granitica, direi, proprio non ho mai visto una cosa così forte, sono stati citati anche stasera, dei piccoli faterelli che possono dare la misura di questo. Quando era fuori dalla chiesa, che era chiuso l'Overbasso, lo trovavamo in camera che pregava, qualsiasi momento lui approfittava per pregare, noi bambini come uno stormo lo inseguivamo e lui camminava nei campi quando stavamo lassù in Calabria, lui pregava col suo breviario, non perdeva, qualsiasi momento per lui era buono per pregare. Direi io però, direi anche dell'altro, cioè secondo me lui aveva delle caratteristiche che aveva una grandissima bontà d'animo, era un pacifista di natura, voleva sempre accomodare, non alzava mai la voce, era buono per natura direi, però aveva anche un grande rigore morale e paradossalmente accompagnava queste caratteristiche con una grande voglia di scherzare, di ridere e anche la burla a volte. Quindi di solito non vengono accomunate queste caratteristiche, no? Di una persona riservata, eccetera, molto buona. Però lui era così. Aveva anche imparato di fare giochi di prestigio per divertire, no? Per così momenti di relax per gli altri sempre ovviamente. Lui era completamente dedito agli altri. Dunque, un'altra riflessione che ho avuto occasione di fare un po' così, riflettendo dopo tanti anni, scrivendo questo libro. Lui è morto che avevo 25 anni, sono passati 43 anni. Lui, diciamo che noi tendiamo a vedere i santi, è una riflessione così che facevo, tendiamo a vedere i santi e i beati come persone dei marziani, mi scusino i religiosi, ma tendiamo un po' a vederli come fuori dal nostro mondo, no? Ma lui invece era uno di noi, era un uomo semplice, quindi un uomo, un figlio del nostro territorio, della nostra gente, e quindi ti rendi conto che uno può diventare quello che è diventato anche con la sua semplicità. Non occorre essere marziani per essere santi. Ecco, questo è una cosa che mi ha colpito. E quindi, poi un'altra cosa che è sempre importante, lui accompagnava questa naturale bontà e questo rigore morale, era di un rigore quasi maniacale direi. Lui cercava sempre di appianare qualsiasi tensione, eccetera. E comunque lui non era, diciamo, un papà pacifico e della serie, come si dice in dialetto, non vai a combattere. No, lui combatteva e come? Combatteva per il suo apostolato e ha dedicato una vita ai poveri dell'El Salvador. Lui si è dato da fare, come è stato detto anche stasera, si è dato da fare non solo per costruire la Chiesa e il suo apostolato, che era la sua missione, ma si è dedicato moltissimo al riscatto dei suoi poveri. Lui qui ci parlava continuamente di questo. Lui diceva, voi non vi rendete conto che dislivello c'è tra qua e la via. Ci diceva, vedrete che non è possibile che continui così, verranno a invadervi, no? E poi questo fatto l'ho raccontato anche qualcun altro, probabilmente lo sa già. E i miei genitori, mio papà e mio zio, perché si confrontava, discuteva alla sera, no? Dicevano, va là, dai, anche io dicevo, ma scusa, i confini sono tutelati, eccetera. Ma poi, come abbiamo visto, sono arrivati a frotte i migranti. Lui l'aveva previsto, è stato profetico da questo punto di vista, e anche su altri versanti. Lui, dicevo,
oltre all'apostolato e il riscatto dei poveri, è stato anche quello che ho definito in un'intervista un imprenditore del nord-est, a mio parere. Teniamo presente che quelli erano gli anni che noi, il nostro nord-est era la locomotiva d'Italia, no? E c'era questa, diciamo così, avevamo questi imprenditori fatti da sé che innovavano e creavano benessere e aziende. Lui questa mentalità l'aveva e l'ha, diciamo così, interpretata a suo modo in El Salvador. A me piace vederlo così, che ha avuto anche questo ruolo, sia ovviamente sempre nel duplice binario, apostolato e riscatto dei poveri. E mi ricordo quando si parlava così della povertà, spesso accompagnata anche da analfabetismo, ignoranza, mi diceva: ma guarda, voi non vi rendete conto, mi diceva, la via, il 90% delle famiglie non ci sono tutti, gli uomini sono disoccupati, fanno i figli e poi li abbandonano, le madri devono curarsi da sole sti figli, e quindi lui spesso aiutava queste persone, lo chiamavano a qualsiasi ora, come è stato detto stasera. Lui per esempio a un certo punto ha dovuto prendere una jeep, no, per spostarsi nei vari villaggi, e mi raccontava che lo chiamavano a qualsiasi ora per portare le partorienti in ospedale a partorire, e spesso partorivano per strada, si fermava lungo la strada, le faceva partorire lui, cioè lui ha fatto tutto, faceva di tutto. Comunque, sì, sto raccontando alcuni aneddoti, me ne viene in mente poi un altro che non ho riportato nel libro, perché poi quando ci troviamo tra fratelli, così ricordando, un po' alla volta magari riaffiorano altri aneddoti. Scusate, ma io come componente della famiglia porto un po' il clima familiare e le cose, diciamo, di questo tipo. Ci siamo ricordati, per esempio, di quella volta che, intanto lui ha fatto da pioniere anche la via. Il primo periodo andavano nella giungla col cavallo, non c'erano strade, c'è una foto anche, non l'abbiamo messa, ma c'è una foto di lui col cavallo, perché era l'unico mezzo per andare a raggiungere questi villaggi sperduti. Sì, raccontava, poi noi bambini quando lo ascoltavamo, poi io a quel periodo ragazzo leggevo Saigari, mi sembrava sentire le avventure di Saigari raccontate da lui, no? Per cui sì, questo qua che girava e incontrava col cavallo, ha trovato un serpente che se l'è vista brutta in mezzo. Poi una volta ci ha raccontato che è andato in un villaggio sperduto insieme al vescovo, era un vescovo centroamericano, penso salvadoregno, e dovevano attraversare un corso d'acqua, la canoa, con canoa ovviamente, la canoa si è rovesciata e praticamente lui è riuscito a star fuori, perché era abbastanza alto, è riuscito a star fuori con la testa dall'acqua, e l'altro era piccolino, i centroamericani sono in genere più piccoli, il vescovo è andato sotto e lui per i capelli l'ha portato fino a riva, l'ha portato fuori fino a riva, cioè ha avuto una vita avventurosa anche, no? Piena di rischi, perché potrei raccontarne di aneddoti, alcuni sono stati messi anche nel libro e altri insomma riaffiorano nella memoria anche dei familiari. Dicevo, poi raccontava di cose che per noi, insomma, ragazzi di paese, diceva: le melanzane da noi vengono un albero, facciamo 3 raccolte all'anno. A noi sembrava di essere, dice, il paese delle meraviglie, con questi racconti, no? E quindi si raccontava di un mondo molto diverso, molto particolare. Sì, a proposito di melanzane, i suoi gusti alimentari. Gli piacevano molto le melanzane, al funghetto che cucinava mia zia Leonida e mia mamma, che erano le cognate che vivevano insieme, no? E poi gli piaceva, come ho detto altre volte, il salame da soppressa, però ne mangiava poco, era sempre molto misurato, perché no, anche
primo perché era misurato di suo, era sempre secondo perché faceva fatica a digerirlo come me del resto. Comunque gli piaceva tanto, questo è un po' anche i gusti alimentari, perché qualcuno a volte mi chiede ma che cosa mangiava, cosa faceva, no? E poi mi viene in mente anche così a volte mi baso anche su richieste che ho avuto, anche di dettagli particolari, tipo qualcuno mi ha detto ma magari ha visto il libretto Beato Cosma Spessotto o FM. Chiedo scusa ai religiosi che ovviamente sanno, ma diversi no? Mi chiedono cosa vuol dire. È l'ordine dei francescani minori, quindi questo è l'acronimo, no? Come altri mi hanno detto, cioè ho visto che viene usato indifferentemente, l'ho imparato anch'io da Don Bratti, da Fra Claudio, e non so se dico bene, il vescovo mi correggerà eventualmente, la distinzione tra servo di Dio, venerabile, scusate, beato e santo. A volte nei testi i termini vengono un po' usati in modo, diciamo, scambiati. In realtà sono fasi del processo di beatificazione e santificazione. Chiedo scusa a chi lo sa già, i religiosi, ma siccome ho avuto anche queste domande è giusto che fornisca questi elementi. Nel senso che servo di Dio, lo zio è diventato tale dal 1996, quando il vescovo ha firmato la richiesta per il processo di beatificazione. È diventato poi venerabile nel 2000 col decreto del Vaticano, della Santa Sede, che lo proclamava, che chiudeva il processo, no? Che lo proclamava beato, e poi e poi la procedura formale di beatificazione che è stata 2 anni fa, che è stato dichiarato beato con la proclamazione solenne di beatificazione il 22 gennaio di 2 anni fa. Chiedo scusa queste precisazioni, ma siccome mi sono state chieste possono essere utili magari a chi non conosce queste terminologie, non è di questo mondo particolare. Qualcuno mi ha chiesto che rapporti aveva col vescovo Oscar Romero, santo ora dal 2018. Lo stimava molto. Non ho trovato, e chiedo qua a chi ha più documentazione, mi risulta che fosse che lo stimava moltissimo, e lo si capisce anche dai suoi scritti, però che non fosse amico, neanche si sono trovati, però ecco, so che c'era molta stima nei confronti di quello che poi è diventato santo e che è stato martirizzato 3 mesi esatti prima di lui, no? Nel marzo 1980, e lui è stato ucciso il 14 giugno dell'80. Io volevo aggiungere 2 o 3 cose, se c'è ancora tempo. Volevo ringraziare da un lato Padre Bratti per l'enorme lavoro, come è già stato detto stasera, di raccolta della documentazione, ma volevo cogliere l'occasione per dire lui è stato ucciso 43 anni fa. La memoria ormai, quelli che erano giovani allora, come vedete, non sono più tali, e quindi quando passa la mia generazione tutto il materiale di documentazione e di testimonianza rischia di andare disperso. Per cui faccio un invito a chi ancora avesse qualche documento, qualche lettera, eccetera, perché venga fornita copia, se non vuole privarsene, al centro di documentazione che ammirevolmente ha creato Padre Bratti, in modo che in futuro, visto che stiamo parlando di una personalità di grande rilievo, chi vuole magari approfondire, studiare la figura o conoscere meglio, abbia un unico riferimento come centro di documentazione. E per quanto riguarda il libro, ci scusiamo, diciamo così, in via preventiva di eventuali imprecisioni, spero non errori, e chi ha elementi in tal senso, eventualmente, per integrazioni, lo invito a scrivermi sulla mia email personale, che se sono interessati posso fornire. Io volevo poi
dire che questo libro mi ha dato due opportunità. Un'opportunità di confrontarmi da persona matura nella vita con un'esperienza giovanile che ho fatto, perché con lui ho avuto anche dei confronti anche diciamo vivaci, e ne è traccia nella testimonianza che mi ha fatto riscoprire padre Bratti, che avevo rilasciato nel 1982, perché subito dopo la morte i frati si erano resi conto che probabilmente questa persona sarebbe diventata importante, e hanno cominciato a raccogliere testimonianze dei privati. Mi hanno contattato e mi hanno chiesto di rilasciare una testimonianza, che sono state poi le testimonianze dei parroci del paese, quel periodo lì, insomma, dei fratelli, eccetera. Rileggendola adesso, è chiaro, è stata riportata nel libro, bontà sua, Don Alessio ha voluto riportarla. Rileggendola chiaramente risente di quel periodo storico e del periodo anche di vivacità giovanile. Diciamo che ringrazio l'amministrazione perché mi ha dato l'opportunità così anche di ripensare a questa figura col beneficio della maturità, ovviamente. Poi e mi ha dato anche l'opportunità di ricostruire la storia della famiglia, che non avevo mai fatto un po'. E ringrazio infine i due coautori per la pazienza che hanno avuto, visto che io nel frattempo ho avuto così delle vicissitudini di salute e non sempre ho avuto la disponibilità che potevano aspettarsi. E ringrazio i miei parenti per la collaborazione nel fornire elementi, date e quant'altro. E grazie a tutti voi. Allora abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, una piccola testimonianza possiamo farlo. Non andrei molto oltre le 10, però 10 qualcosa andrei a concludere la serata. Nel mentre vi preparate a un intervento, volevo leggere una parte della testimonianza di Don Paolo Bolzan, che davvero con padre Cosma ha intessuto una relazione di particolare amicizia. Scrive così, non leggo tutto il testo ma soltanto una parte: quando ho ricevuto la notizia della morte, tutto il paese, Rover Basso, preparandosi alla celebrazione liturgica, senza che io dicessi nulla, ha stampato un grande cartellone messo sulla porta della chiesa: Padre Cosma, martire di Cristo. Quando mi sono messo in collegamento telefonico col vescovo diocesano, era Cunial quella volta, ho fatto una lunga discussione molto vivace, perché egli voleva che si celebrasse con paramenti violacei, mentre io volevo con paramenti rossi oppure bianchi, altrimenti non avrei concelebrato con il vescovo. Al mattino seguente il vescovo mi rispose: abbiamo fatto una seduta straordinaria ed abbiamo deciso di celebrare in bianco. Al termine della messa il vescovo ha detto: caro Don Paolo, ha vinto lei. Quella domenica è stato un vero trionfo spirituale, non solo per tanti sacerdoti e religiosi presenti, ma anche per il popolo venuto dai paesi vicini. Un particolare: i bambini cantorini hanno cantato tante canzoncine di vera gioia, allegra, e scelte da loro, erano felici. Quando il vescovo andò a complimentarsi con loro, i bambini risposero: è una grande festa per noi che l'abbiamo conosciuto. La messa che è stata celebrata era una domenica, il 22 giugno del 1980, pochi giorni dopo della notizia della morte di padre Cosma. Questo per dire che fin dal primo istante della sua morte il popolo cristiano sentiva già un qualcosa di misterioso nella vita del padre. In chiesa, ho detto, vedete, i santi vivono in mezzo a noi. Questo poteva anche essere il sottotitolo di questo volume: i santi vivono in mezzo a noi. Benissimo, se c'è qualche piccola domanda, se potete uscire e prendere il microfono o qualcuno glielo porta, forse. Grazie. Don Ugo. Faccio anche Valletto stasera. Qui abbiamo i frati di Motta che accolgono tanta gente per rendere omaggio alla Madonna, per chiedere grazie.
San Francesco, Sant'Antonio, presente in tutte le parti del mondo. I santi certamente sono modelli da imitare per quanto possibile e non è facile. E anche Beato Cosma è un modello da imitare, ma è anche un santo da invocare. Forse a volte ci dimentichiamo di questo, ma penso sia importante, perché sì, ricorre a Madonna, abbiamo sentito che Padre Cosma diceva prima il Signore, dopo la Madonna, e così via, e dopo i santi. A volte si pensa ad altri santi che sono importanti, che sono stati valorizzati. Abbiamo anche Beato Cosma, e io spero che arrivi anche a essere canonizzato. Importante che lo invochiamo, che lo sentiamo presente, che teniamo presente che è stato qui tra noi, l'avete conosciuto. Io ho preso in mano la situazione quando ero a Mansuè e certamente mi ricordo di Suor Pia Vittoria, che era così contenta anche in questi giorni di essere arrivata a 100 anni e ancora sapere che suo fratello è stato proclamato beato. Ma facciamo il possibile perché possa andare avanti, invochiamo anche il santo, chiediamo la sua protezione, come tanti altri santi della Chiesa, siamo invitati e sono qua per questo, perché ormai a volte ci si ferma a valorizzare tanti altri campioni dello sport, di una cosa, dell'altra, e non si valorizza abbastanza queste persone che certamente hanno dato la vita e ci dà un esempio importante. Grazie Don Ugo. C'è qualche altra parola, qualche altra considerazione, piccola testimonianza su Padre Cosma? Altrimenti... Allora direi che potremmo avviarci a concludere questa bella serata di condivisione, che non è il punto fine, ma è anzi l'inizio di una nuova vita per Padre Cosma e per tutti noi, perché grazie a quello che è stato condiviso in questo libro, come mi ripeto forse, però rimarrà per sempre, quindi un nuovo inizio della vita per tutti quanti noi. Io ho due cose da fare, nel mio compito mi aspettano due cose a questo punto. Abbiamo una lettera dal nostro governatore Luca Zaia che si esprime in merito alla serata. Non è potuto essere qui presente, però ci teneva che leggessimo le sue riflessioni su quanto stiamo facendo. Mi duole comunicare che, come anticipato, a causa di concomitanti impegni non potrò presenziare la presentazione ufficiale del libro Beato Cosma Spessotto. Esprimo con la presente lettera il mio plauso e la mia soddisfazione nell'apprendere la decisione di tradurre per iscritto la storia di Padre Cosma. Il suo servizio pastorale nella terra di El Salvador, allora dilaniata da un cruento conflitto civile, testimonia meglio di qualsiasi parola quanto profonda fosse la sua vocazione. A poco più di 4 decenni dal suo barbaro assassinio, è nostro dovere coltivare la memoria di questo figlio della nostra terra, che seppe sublimare i profondi valori di solidarietà e altruismo propri della nostra gente, e omaggiando quell'invito alla pace che noi veneti conosciamo bene, perché è direttamente impresso anche nella nostra bandiera. Ringrazio infine tutti coloro che l'hanno affiancata nel lungo processo di indagine che ha permesso la pubblicazione di questo volume. In particolar modo rivolgo la mia gratitudine agli autori, a Pio Dalcin, ad Alessio Magoga e a Vittorino Spessotto, perché il loro contributo è risultato fondamentale.
Formulando la mia vicinanza ideale alla serata, concludo porgendo a tutti quanti voi, presenti e autorità convenute, il saluto della Regione del Veneto e il mio più cordiale. E direi che anche questo è l'inizio di una collaborazione con la Regione per diffondere su un ampio respiro questo libro all'interno delle nostre biblioteche pubbliche. E detto questo, sperando di non dimenticare qualcuno, perché questo purtroppo è sempre un po' la questione annosa della cosa, mi avventuro nei ringraziamenti, che sono assolutamente doverosi, e sono tanti questi ringraziamenti, perché questo progetto, questo libro non è un libretto, è il lavoro di tantissima gente che ha amato Padre Cosma, oppure lo ha apprezzato dopo, entrando a conoscenza della sua vita, e vedrete che questo lungo elenco che io adesso vi farò testimonia quanto grande è stato questo uomo minuto, giusto? Perché era magro, alto e magro, però è stato grande. Intanto ringrazio il nostro vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, per essere qui questa sera e per aver accolto tutte le nostre iniziative, anche quelle che seguiranno e che già insomma vi abbiamo anticipato. Grazie alla diocesi anche per il supporto che insomma ci verrà dato. Grazie a tutti i familiari di Padre Cosma, in accordo con Vittorino citiamo la zia Leonida, che è un po' il capostipite, il punto di riferimento per citare tutti quanti, quindi un abbraccio forte a tutti voi. Che è rimasta, è proprio il punto di riferimento. Poi Don Ugo, che è intervenuto, e a Don Livio, quindi past parroco di Mansuè e attuale parroco di Mansuè, al nostro Don Lucio e anche a tutta l'unità pastorale che ha aiutato Cammin Facendo in questo progetto. A Padre Mario Favretto, grazie, come rettore del Santuario di Motta di Livenza, e ai confratelli presenti, grazie infinite per essere qui e per le parole che avete condiviso con noi. Grazie anche ai frati di Vittorio Veneto per essere qui, a Padre Antonio Scabio, grazie di cuore anche a voi. Ringrazio Padre Claudio Bratti perché è stato fondamentale il suo operato, quindi grazie di cuore, perché se questa memoria non andrà persa e non è andata persa sino ad ora, lo dobbiamo anche a lei e al suo grandissimo lavoro che poi ha portato alla beatificazione del nostro Padre Cosma. Grazie agli autori del libro, quindi a Pio Del Cin, anche se non può essere qui, a Don Alessio, all'Azione, perché se non era anche il supporto con l'Azione, insomma è stato un valore aggiunto per questa importante opera, a Vittorino Spessotto, quindi a nome insomma di tutta la famiglia, grazie di cuore. Grazie a Marco Zabotti e all'Istituto del Beato Toniolo perché hanno patrocinato l'iniziativa, e credo che sarà anche questo l'inizio di un percorso che faremo insieme. Grazie anche a chi dietro le quinte ha continuato a lavorare per questo libro, e sono stati tanti. Io ne cito due, spero di non dimenticarmene qualcuno. Aiuto. L'abbiamo citata prima, Francesca Tonon per il prezioso lavoro di lettura, e anche a Mirko Tellan, giusto? Per la riscrittura di alcune parti del libro. Grazie di cuore anche all'associazionismo, alla nostra Proloco, qui c'è Luciana con noi, la Presidente, perché sembra di no, ma anche questo progetto dal punto di vista burocratico non è sempre facile, e la Proloco ci ha dato una mano. Grazie alla biblioteca, grazie a Giada, grazie ai miei compagni di corsa dell'amministrazione comunale, qui c'è Matteo anche, grazie infinite, e grazie a tutti i colleghi sindaci che hanno risposto all'invito e sono qui presenti, segno che appunto Padre Cosma ha lasciato l'impronta. Qui con noi c'è il sindaco di Mansuè, Leonio Milan, grazie Leonio per essere qui. C'è il sindaco di Fontanelle, Maurina Sessolo, grazie a tutti. C'è il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, nonché consigliere provinciale. Alzate le mani perché non so dove siete, dispersi. Ah, ok. Il sindaco di Vazzola, Giovanni Zambon, grazie per essere qui. La sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma, c'era anche lei, l'ho vista.
tu sei sopra, tu sei nelle alte vette. Spero di non essermi dimenticata, colleghi sindaci, a parte, eccolo qua, il vice sindaco di Cordignano, Carlo Baggio, quindi grazie per questa rosa di amministratori qui presenti. Ringrazio anche gli sponsor che, come ho detto, ci hanno permesso di sostenere tutte le spese anche del busto, e quindi tutto quello che raccoglieremo con quest'opera andrà alle missioni in El Salvador, o comunque sarà la volontà dei familiari di Padre Cosma decidere a chi meglio dedicare e destinare questi fondi. Ringraziamo l'azienda agricola Padovan di Roverbasso, la latteria e la famiglia Modolo di Roverbasso, la MAIG e la famiglia Ortolan, la famiglia Papes e il centro di medicina di Conegliano, l'azienda e la famiglia Dalla Torre Impianti e l'azienda Pianca, più tutta la comunità di Roverbasso che nel volontariato ha promesso che si spenderà per la realizzazione di tanti pezzettini che poi messi insieme faranno un degno ambiente dove conservare il nostro busto. Ringrazio anche la tenda TV con Federico, giusto, che ci ha seguito tutta la serata, e ringrazio anche i giornalisti, i fotografi che erano qui presenti con i nostri quotidiani, perché spero che continuando a parlare di Padre Cosma per una cosa o per l'altra si continui a rinfrescare sempre la memoria. Io spero di non essermi dimenticata nessuno, mi auguro. Se mi sono dimenticata di qualcuno alzate la mano. Grazie di cuore a tutti voi che siete stati qui presenti questa sera, perché avete dato il valore aggiunto. Grazie. Solo per dire, chi desidera le copie sono in fondo alla sala, come avete sentito andranno in beneficenza. Chi vuole la firma degli autori, firma copie, noi siamo qua a disposizione. Grazie ancora di cuore a tutti e buonanotte e buona serata.